Io ringrazio quei prefetti che si sono ribellati a Roma in Veneto, che hanno detto no, basta immigrati, basta profughi in Veneto. È un Luca Zaia particolarmente energico, quello che dal palco della manifestazione leghista di Roma contro le politiche del governo Renzi esprime l'esasperazione di molti veneti verso la gestione dell'emergenza profughi. Abbiamo 200.000 disoccupati in Veneto, anche se Renzi dice che va tutto bene. Di questi 200.000 disoccupati, 42.000 sono immigrati. Un ragazzo su 4 è senza lavoro e 2 sono precari. Mi chiedo con quale coraggio si va a dire in giro che non ci sono problemi. E allora noi pensiamo che se c'è un posto di lavoro libero prima deve essere dato ai nostri ragazzi. Accanto al tema della sicurezza, alla difesa degli allevatori colpiti dalla truffa delle quote latte, alle risorse che ogni anno il nostro territorio lascia a Roma, a tenere banco resta il tema di un'immigrazione sempre meno tollerata anche dai primi cittadini, al di là del colore politico. Ringrazio tutti quelli che stanno facendo la battaglia con noi. Queste persone che vedete sono i nostri sindaci, sono i nostri amministratori che si rifiutano di andare ai tavoli delle prefetture a discutere ancora di profughi.